Buongiorno a tutti, porto i saluti dell'amministrazione comunale a questo importante momento di riflessione, di incontro che vede con prepotenza, con forza, prepotenza in termini positivi, la Biblioteca Sata tornare sul palcoscenico degli attori principali della vita culturale del settore bibliotecario della Sardegna. E per questo consentitemi innanzitutto di ringraziare il commissario Paolo Picoreddu, il dirigente Sabina Bullita, la dirigente Sabina Bullita, nonché tutto lo staff della biblioteca che come sempre è così partecipe e vivo nel dare il proprio contributo alla vita culturale della città. I miei non possono essere dei saluti di circostanza perché come tutti sappiamo, la biblioteca in generale e la Biblioteca Sata in particolare per quanto riguarda Nuoro deve essere al centro delle politiche di sviluppo sociale della comunità. Se noi abbiamo sempre questo argomento, no? Che l'argomento della cultura e poi c'è un bivio dopo che lo enunciamo. Il bivio è la cultura la dobbiamo alimentare perché è un ottimo business per il territorio, uno strumento di marketing territoriale, va alimentato perché aumenta la presenza turistica, eccetera, eccetera. No, questo bivio non lo prendiamo. Qua se ne prende un altro. E il bivio è questo: la cultura come strumento per dare gli occhiali alle persone che altrimenti la realtà non possono vederla, come quando sono colte, come quando sono curiose, come quando sviluppano da sole, leggendo, scrivendo, frequentando le biblioteche, leggendo i giornali, leggendo i libri, seguendo i corsi, quando così si mettono le lenti per leggere bene la realtà e per crescere, per essere uomini e donne migliori. Ed è quello a cui noi dobbiamo puntare. Essere uomini e donne migliori significa avere una società migliore, una società dove c'è una classe dirigente che è in grado di prendere decisioni migliori, più coraggiose, più innovative, che è in grado di traghettare gli altri nelle direzioni che tutti ci auspichiamo del benessere pubblico, del benessere collettivo. E allora, se questa è la funzione della biblioteca, è chiaro che noi che abbiamo avuto la fortuna, vedo qua seduto il mio predecessore, il sindaco Zida, che è stato assessore alla cultura nel momento in cui della Biblioteca Sata si inaugurava una nuova stagione che è stata rivoluzionaria per tutti, è stato un punto di riferimento in quegli anni. Dopo ha avuto una parentesi in quest'ultimo periodo per varie vicissitudini, dove non c'è una colpa precisa, però è successo che c'è stata una parabola discendente. Allora, da questa parabola discendente o da una vera e propria crisi, con l'insegnamento della cultura che dicevamo prima, con l'entusiasmo che dà la cultura, dobbiamo trarre, e mi sembra che siamo sulla giusta direzione, questo convegno lo dimostra, la linfa per disegnare un nuovo futuro, un futuro di riscossa, un futuro di ribellione alla rassegnazione, un futuro di innovazione, un futuro contemporaneo in periferia, un futuro che faccia sentire Nuoro e la Sardegna non alla periferia del mondo ma al centro delle tensioni culturali mondiali, e questo lo possiamo fare se sposiamo la transizione verso l'ambiente digitale, gli strumenti, le professioni e gli obiettivi. Per cui di cuore rinnovo i saluti, ringrazio e vi dico anche che il Comune non è solo impegnato come azionista, poi avrete parlato e si parlerà dei progetti di riforma della biblioteca, ho visto che ci sono delle azioni, fondazione eccetera, ma proprio in questo periodo, in questi giorni è stata finanziata una scuola di lettura e di scrittura patrocinata dal Comune di Nuoro, molto importante, insieme all'Università di Sassari nell'ambito del piano di rilancio del Nuorese, che avrà una sua sede in piazza Sebastiano Satta, o nella sede che insomma verrà individuata da chi la disegnerà, dove verrà sicuramente coinvolta la biblioteca, gli altri istituti culturali della città, l'ISRE e così via, e che servirà per non perdere quella, come dice Massimo Onofri,
che è uno scrittore, professore di letteratura italiana, a Nuoro c'è un sangue blu, perché se no non è possibile che in un paesino di 9.000 abitanti siano Salvatore Satta, Sebastiano Satta, Grazia Deledda, eccetera, eccetera. Ecco, questo sangue blu vogliamo che continui a scorrere e così possiamo crescere e allevare cittadini più consapevoli, più ricchi e più felici. Grazie e buon lavoro a tutti.